Lavoravamo nello stesso negozio, da colleghe siamo diventate amiche e nel momento in cui il negozio è chiuso ci siamo ritrovate praticamente senza lavoro, abbiamo iniziato a pensare a cosa fare. Sono queste le storie che fanno della Marca la locomotiva economica del Veneto. Non è questione di fatturato o di idee, qui da noi c'è quel cuore, quel DNA che ti impone di rialzarti quando per mille motivi finisci in ginocchio. E loro hanno testimoniato oggi questa volontà che le ha fatte cercare fino ad ottenere il contributo del comune per aprire un'attività entro le mura cittadine. Doppio il traguardo raggiunto, quello di riavvivare le zone morte, ma soprattutto dare un'altra possibilità a chi rimane a casa dopo una vita di lavoro. Come ci si sente quando si perde il lavoro e poi si deve trovare qualcos'altro da fare? Allora si rimane un attimo, più di un attimo, un po' stordite, no? Perché specialmente poi a 20 anni forse è più semplice, quando si ha qualche anno in più un po' più difficile. Però poi non ci si può fermare, non ci si deve fermare, per cui bisogna credere molto in quello che si andrà a fare. Noi ci crediamo sicuramente molto. Ed è uno dei 5 progetti che diventeranno negozi aperti in centro Treviso. Oggettistica, arredo, abbigliamento, ma anche ristorazione bio, tutte attività che puntano al nuovo, al particolare per una città che soprattutto adesso con le mostre vedrà l'aumento di turisti e visitatori. 4.000 euro è il contributo, 32 gli imprenditori interessati, 12 le domande arrivate a Casugana, 8 quelle ammesse e 5 le vincitrici presenti oggi a Palazzo Rinaldi. Questi i numeri del bando che verrà ripetuto anche il prossimo anno per dare una chance a chi non si dà per vinto. Il marito ha detto: ma chi glielo fa fare? No, il marito appoggia. Servono un po' di soldi in casa se funziona. Di quello sempre.